أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا عبده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku sugnahay magaalada Milano waxay ka mid tahay magaalada ugu weyn dalka Talyaaniga. Haddaba maanta waxaan la kulmay wiil dhalinyaro ah ee asalkiisa ka soo jeeday diinta atheismo oo haddana ku soo biiray diinta Islaamka. Magaciisa waa Roberto Lagnaae. Waxaan filayaa in magac Islaan uu baxsaday. Assalaamu calaykum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohammed. Ti dico in italiano poi in somalo. Tu sei stato nella religione ateismo. Prima hai frequentato un sacco di somali, sei andato a trovarlo gli amici, sei andato al moschea, tutto questo qua. waxaad weligaad dhex jirtay dhalinyarta Soomaaliyeed aroosada iyo xafladahaba. haddana waxaad ku soo biirtay diinta Islaamka. Adesso sei convertito religione muslimana. Maxaa dareenkaada waa sidee? Che cosa pensi? Dareenka waa sidee? Sì, io conosco la comunità somala da moltissimo tempo, ci frequentiamo principalmente per amicizia. Negli anni abbiamo anche sviluppato un'associazione, l'associazione Shukran Somalia, che si occupa di scolarizzazione e aiuto in tema sociale, in generale. E in questi anni di lavoro e di condivisione di esperienze, soprattutto di amicizia, mi sono anche avvicinato a quello che è lo stile di vita musulmano, la religione islamica, e negli anni ho avuto modo di approfondire, di studiare. Non mi ci sono buttato a capofitto, è stata una cosa molto graduale, perché io come persona non sono soggetto ai colpi di fulmine, ecco, come si suol dire. Studiando nel tempo ho approfondito e abbracciato questa fede, questo stile di vita, grazie soprattutto anche all'esempio dei miei amici musulmani che con il loro stile di vita hanno illuminato quello che era il mio percorso e la mia ricerca. E grazie anche all'aiuto che ho ricevuto quando ho deciso di fare questo passo, rispondere alle mie domande, fornirmi del materiale didattico per imparare, per capire, e soprattutto la loro vicinanza, che è stata veramente fondamentale, di grande aiuto nel passaggio. taasoo gacan igu siiday kala wareejiska oo aan ku kala wareegay diinkii hore iyo kii dambe islaamka ahayn soo galay il pregiudizio di certa parte iyo gaar ahaan dadka oo sida oo midabta kor baa la dhihi karaa dadka diinka islaamka ah si u arkaan iyo sida aysan u arkin. Ci sono alcuni o altre persone come lei che sono invertiti, ma jiraan dad adoo kala ah? Ce ne sono moltissime, principalmente le ho conosciute dopo la conversione, nel senso che nei centri culturali e nelle moschee sono frequentate da tantissimi, almeno qui nell'area del milanese, da tantissimi italiani e italiane che hanno fatto questa scelta di vita, e ho notato che tutti in comune abbiamo un percorso simile, un periodo di conoscenza, un periodo di dubbio, un periodo in cui ti informi su ogni piccolo dettaglio, ogni curiosità ti sconvolge, e tutti condividiamo il fatto che questa religione era avvolta dal pregiudizio prima di arrivare a questo passo. Anche attraverso canali social le persone italiane convertite condividono le loro esperienze. È molto bello l'unità che si trova nella comunità musulmana in generale. Io questa è una cosa che voglio sempre rimarcare quando ricevo domande di questo tipo, perché per semplificare in moschea si è tutti uguali, maschio o femmina, che può sembrare un paradosso per più, non c'è razza, non c'è colore, non c'è stato sociale, non c'è ricco e povero che può fare la differenza. Quando sei su Yu siamo tutti su Yu. Robert, ma la religione islamica
c'è una strada da seguire. Islaamnimada waxay tahay dariiq ayaa jir la raaco. Salaada ka mid ah, soonka ka mid ah, sadaqada ka mid ah. Ma soonta, ma salaada. Certo, c'è una strada da seguire, ci sono delle regole da adottare, da condividere e da fare proprie. Sono tutte regole che consiglio di seguire innanzitutto perché vengono incontro alla buona salute della persona che le pratica, perché sono tutte regole ultrasalutari e andrebbero eseguite anche al di là della propria fede religiosa, perché se ne ha un beneficio proprio a livello fisico. E poi sì, ci sono delle norme di buon comportamento che non sono insommortabili, insopportabili, anzi, una volta adottate e fatte proprie, aiutano ad avere uno stile di vita corretto e Adesso ho sentito che lei segue il Corano, va alla scuola a studiare il Corano, lingua arabo. Hadda waxaan ogahay adiga imtixaana scuola arab adigatid ee diinta lagu qoro. Dareenkaada waa sidee? Certo, è fondamentale, se non è determinante, studiare l'arabo per avere una buona comprensione del Corano e una buona lettura del Corano, che è un po' la base di noi musulmani. Anche qui devo ringraziare i musulmani e la comunità degli studiosi di teologi che mi sta dando una mano. Devo marcare questa cosa gratuitamente nello studio della lingua araba e nello studio e nella lettura del Corano. Ammetto che è difficile, faccio moltissima fatica a imparare il Corano, a imparare le regole della preghiera, però anche qui un pezzo per volta, insomma, viaggi di centinaia di chilometri cominciano sempre da un piccolo passo. Markastana horumar gaariga lo ammetto, sempre con il generosissimo e determinante aiuto di Soman in particolare, sto studiando l'arabo e comincio a parlare qualche parola, anche al di là della preghiera e delle regole della preghiera, anche per non memorizzarli con la traslitterazione in caratteri latini, ma per leggerli direttamente in arabo. Si an u aqriyo qof sida carabiga dadka ku hadloona qasaan u aqriyo. Il tuo insegnante, il tuo maestro, macalinkaada magaciisa? Il mio insegnante è un somalo, uno sheikh, si chiama Sharif Ali. È un somalo, un intellettuale, una persona estremamente paziente, specialmente nei miei confronti, che mi insegna mettendo a disposizione il suo proprio tempo disponibile alla lettura, allo studio dell'arabo e all'insegnamento del Corano. È molto attivo per tutta la comunità somala e non solo nello studio e nelle lezioni che lui offre sempre, ripeto, spontaneamente, gratuitamente a tutti. È aperto a chiunque ne ha bisogno. Magac oo islaan ma la baxday c'è il nome musulmano? Munasser. Ho lasciato che il mio nome fosse stato scelto dai miei amici, non volevo sceglierlo. Avevo pensato centinaia di nomi diversi, ho detto è giusto che me lo diano i miei amici, noi di fatto quando nasciamo non ce lo scegliamo. Ho lasciato che lo scegliessero loro. waxaana ii doorteen saaxiibadayda oo islaamka ah. Munasser aad baad mahadsan tahay, waxaan rajaynayaa in ay dad badan oo kale ah inay ku soo biiraan diinta islaamka. Diinta islaamka waa diin macaan oo aad u fiican. Spero che tante persone come lei si convertano alla religione musulmana, perché la religione musulmana è una lingua dolce e molto importante. Guardiamo le statistiche. L'Islam è la religione tra tutte le confessioni grandi praticate nel mondo che sta crescendo sia per numero di nascite ma per numeri di convertiti. Si usa dire ritornati, che è più bello. Quindi se vediamo le statistiche dell'ultimo secolo è una religione che è cresciuta e sta continuando a crescere tantissimo. aad baad mahadsan tahay. Shukran Munasser ee soo dhawow. mahadsanid. Alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. kaas wuxuu ahaa Munasser Roberto oo kusoo biiray diinta islaamka. Waa wiil dhalinyaro saaxiibkayna oo degan magaalada Milano. wareysigan waxaan qaaday anigu Maxamed Roberto, Universal TV ee magaalada Milano. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.